Ben ritrovati al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo per la terza giornata del campionato di Serie A e qui davanti a voi si apre lo scenario della partita tra Sporting Sala Consilina ed Olimpia Verona. Vi vedete disposti proprio di fronte a noi, al momento con alle spalle il pubblico che tra qualche istante seguirà questa grande partita. La situazione: lo Sporting ha perso una partita, quella precedente, ha vinto quella in casa, quella che c'è stata qui al centro sportivo, mentre il Verona continua a questa partita vede già 2 sconfitte, quindi vorrà sicuramente rifarsi qui sul parquet del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo con il pubblico delle grandi occasioni. Ma andiamo subito a vedere l'Olimpia Verona come si disporrà agli ordini di mister Castagna con Ricordi, Corso, Portinari, Nardi, Lucaian, Rocha, Jorge Santos, Giannattasio, Ugas, Mazzoni, Portuga e Lafi. Risponde lo Sporting con Brunelli, Pozzo, Zonta, Carducci, Salas, poi abbiamo Grasso, Arcidiacone e poi ancora con Teramo, Stigliano, Batteria. Ritorna dopo la squalifica Fiuza e poi c'è Bolognino, Emanuele. Oggi compleanno di Carducci e di Salas, per loro spegnere la candelina con un successo non sarà niente male, ma questo lo si vedrà solo ed esclusivamente nei prossimi minuti. 20 minuti al primo tempo, 20 minuti al secondo. Vediamo allontanarsi adesso la scuola calcio magistralmente condotta da mister Salvatore Camporeale, che ha accompagnato in campo i beniamini. Siamo tutti pronti per questo inizio di questa gara con il primo arbitro, il signor Carone Saveri della sezione di Bari, il secondo Rutolo Gianluca Di Chieti e Campanella Antonio Di Venosa invece ai tasti per il cronometro. Lucaiani, il capitano, il numero 10, già al centro del campo. Bisognerà raggiungere il cerchio centrale. Mister Oliva sta già dando le prime disposizioni, lo staff tecnico con Domenico Rosciano, Elison Guerra e poi, questo per il preparatore atletico e il preparatore dei portieri, c'è anche la nutrizionista Marzia Manile, Palma Polito, Angela Grice e Teresa Barone come medico. Questo è lo staff completo dello Sporting. Raggiunge il centro del campo Brunelli, Salas, Batteria e Grasso insieme al portiere, che in questo caso è Fiuza. Noi ci fermiamo un minuto per la scomparsa del papà di Emanuele Bolognino, Antonio. Fischia il signor Carone e questo è il ricordo per Bolognino, che in panchina, emozionato anche di questo momento e commosso soprattutto. Il pensiero va al suo papà ed è tutto pronto. Brunelli sulla palla, siamo pronti per questa gara, terza giornata del campionato di Serie A. Lo Sporting, che attacca dalla destra alla sinistra in tenuta giallo-verde, risponde invece l'Olimpia Verona con tenuta blu, con i margini delle magliette e anche dei pantaloncini in giallo. Pubblico delle grandi occasioni qui a San Rufo, al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo. Brigata Tigre, gli ultras dello Sporting già pronti a scatenare il tifo. Parte in questo momento la gara tra Olimpia Verona e Sporting Sala Consilina. Andiamo subito alla cronaca con Salas, passaggio di Batteria, serve Grasso, ancora Batteria,
Brunelli all'asciutto con le sue reti, ma adesso già impegna il portiere. Salas riceve un colpo proprio da Ugas, quasi lo mette giù. C'è calcio di punizione, il primo calcio di punizione. Vi dicevo Brunelli che è rimasto al palo, per meglio dire non ha segnato ancora nessuna rete, lo aspettiamo il capitano. Hanno segnato altri giocatori della compagine dello Sporting Futsal Sala Consilina. Salas sulla battuta rincorsa lunga, sicuramente lo schema con batteria, il tiro, la parata di Ricordi che subito mette in movimento Ugas, non ci arriva il numero 19, Fiusa per Grasso, la batteria legge la palla, Grasso, ora Brunelli, Salas, serve Grasso che salta ma non raggiunge poi la palla, salta Lucayan. Jorge Santos alla battuta, si contano già i secondi per la battuta, eccola subito immediata, lascia passare la palla per Fiusa, proprio Grasso, ancora batteria, Grasso, Salas, se ne va sulla sinistra, il tiro sul secondo palo, c'era Brunelli ma c'è la deviazione provvidenziale della difesa del con Giannattasio, della difesa dell'Olimpia Verona. L'ultimo a toccare la compagine ospite con Ugas, batteria, Salas ci riprova sulla sinistra, stavolta si accende, scarica per batteria che ha la meglio però lascia passare la palla alla linea, si limita al fallo laterale e quindi alla battuta dell'Olimpia Verona. Seconda giornata, apprendiamo che la trasferta dell'altra squadra, la compagine campana della Feldi, perde una partita importante contro il Meta Catania, l'Eco City, per 4-2. Ed era l'anticipo di questa terza giornata. Giannattasio per Lucayan, Jorge Santos segue la palla solo con lo sguardo, Fiusa, batteria che chiama lo schema, Grasso viene subito attaccato, pressing alto della squadra ospite, Grasso non rischia, lascia batteria, sale ancora al Verona, buon il lavoro di Brunelli ed anche, peccato non si intendono, ce n'erano due sulla fascia, batteria e Grasso, palla va fuori. Giannattasio, Jorge Santos, ora a stringere. Adesso si fa vivo il portiere che riesce a vedere il compagno smarcato, ma il passaggio era troppo alto. Fa a meno mister Oliva di Cutrignelli, che si ferma per un problema. Per lui si aprono le porte dell'infermeria insieme a Fetta, che ancora non riesce a entrare in una gara. E Brunelli, il suo sinistro, scocca in questo momento. Ricordi, visto partire il suo compagno,
Non c'era più tempo, i secondi a sua disposizione erano finiti. Ha dovuto lanciare la palla dove non c'era nessuno. Batteria. Grasso. Salas. Verona con una fondazione di questa società del tutto nuova del 2022 e adesso il tiro di batteria alto. Vi dicevo, la fondazione di questo Olimpia Verona, che è del 2022, la fusione tra calcio a 11 e calcio a 5, poi subito la vittoria in A2 e si trova quindi oggi a gareggiare per questa categoria, la massima serie. Portuga non riesce a prendere la palla, si è già preparato. Arcidiacone e poi anche Volognino spazza la palla lontana. Portuga se da una parte c'è lo Sporting che non vuole deludere le aspettative di tutti coloro che seguono, ma anche dei due presidenti, da quest'altra parte con il Lecce, la prima rete, la rete di Batteria che sorprende letteralmente. Ricordi che vediamo adesso il replay. Batteria mette il sigillo a questa gara quando sono trascorsi circa 3 minuti e mezzo e Batteria porta avanti lo Sporting. Ricordi sicuramente coperto. Portuga. Si accentra il tiro del numero 10, deviato, ma continua l'azione dell'Olimpia Verona. Sembra come se si fosse, ecco, ripresa quella che è la sua azione. Può ripartire anche lo Sporting con Batteria. Il suo numero viene messo giù, ma l'arbitro non fischia, quindi Rocha davanti al portiere e una rete semplice per Lucayan che pareggia quando sono trascorsi pochissimi secondi, sono 30 secondi e Lucayan pareggia con una rete dopo che Rocha lo aveva messo in condizione di segnare con il portiere che era uscito. Ed è stata quindi vita semplice per il capitano, il numero 10, che ha messo dentro la rete dell'1-1. Arcidiacone con Volognino, adesso entra. È stato d'animo un po' particolare per lui. Uno a uno. È stato un botta e risposta. Ricordi, lancio alto, fa tutto Lucayan, poi se ne vuole andare Volognino, ci riesce sul primo, esce Ricordi, protegge bene la palla Lucayan e adesso è il momento di Portuga. Lucayan ancora può scappare, ma c'è Volognino che tocca la palla per Fiuza che allontana per non avere problemi. Mister Castagna che suggerisce ai suoi compagni, Arcidiacone che lascia bene la palla, intanto Stigliano entra, c'è Volognino e anche Brunelli. Arcidiacone, ancora Stigliano, Volognino,
Stigliano per Brunelli, Brunelli a rimorchio, anzi no, pensa di passare Arcidiacone, il suo tiro e la palla che viene deviata in angolo da Ricordi. Polonino la battuta, sbaglia tutto, può partire Rocia. Rocia lo vediamo ancora come prima, superiorità numerica, e poi Arcidiacone che mette fuori dopo il tiro del numero 11. Tortuga non vuole problemi, lascia Ricordi, può partire sulla sinistra ma non viene fermato, e ci pensa così il portiere dello Sporting, ma non è finita. Tortuga con determinazione strappa la palla letteralmente a Polonino. Carducci, qui una candelina spenta in più stanno proprio oggi. Carducci, Polonino, c'è il muro di Carducci, la palla non filtra. Brunelli, Polonino, Stigliano, ancora Polonino, Carducci. Olimpia Verona si fa sentire anche nella metà campo avversaria ed è costretto così Polonino a mettere la palla lontano. Intanto il signor Carone consiglia alla panchina dell'Olimpia Verona di stare seduta. Giannattasio è rientrato in campo, anche Jorge Santos. Tortuga continua a rimanere lì. Carducci, Polonino, ancora Carducci, uno per Brunelli. Stigliano però non raggiunge la palla. Ennesimo fallo laterale con Polonino che va alla battuta. 1-1. Le reti al terzo minuto di una manciata di secondi, il pareggio dell'Olimpia Verona al quarto minuto dopo pochi secondi. Vediamo Polonino alla battuta, c'è Stigliano, ritegge la palla, la lascia Brunelli, ancora Polonino, uno sguardo all'avversario che gli è costato però la palla fuori. Giannattasio, Rocia, Jorge Santos, ora Giannattasio, ruba la palla Carducci, non ci riesce però a concretizzare. Adesso il tiro con la deviazione di Brunelli di Tortuga. È arrivata dopo tante gare, dopo un anno e mezzo, la prima sconfitta dello Sporting, ricordiamolo, la settimana scorsa. Adesso tutto quindi in casa, tutto il pubblico a sostenere la squadra. Jorge Santos, Giannattasio, girarsi, attenzione, c'è Rocia, se ne va sulla fascia, Polonino fa buona guardia, può far ripartire ed è così, è spinto. Viene spinto e forse c'è anche la prima ammonizione per Nardi. Nardi viene ammonito per questa spinta a Stigliano. Si recupera anche una punizione. Polonino. Tanto Zonta è entrato, respiro anche ai suoi compagni. Per la profondità adesso Stigliano su Polonino,
Ottimo è il controllo della palla. Zonta, Carducci. Ancora per Volognino, troppo lontano, peccato. Tra Salas al posto di Volognino. Anche Lucayan. Adesso Giannattasio crea profondità ed è così, riceve la palla oltre il centrocampo, vuole andarsene Salas, non lo lascia passare. Anche per Salas, come già detto all'inizio, compleanno oggi. Forti. Jorge Santos e poi l'1-2, ci arriva però Fiuza. Fa partire subito Salas, che vede e serve Stigliano. Zonta per Carducci. È chiuso. Zonta. Un'altra disattenzione con Carducci e Stigliano. Fallo laterale per l'Olimpia Verona. I marcatori al momento, è anche prematuro chiamarli così, sono in 5 con Cutrignelli che è rimasto, come vi dicevo, infortunato fuori. E poi c'è Abdala, Salas, Stigliano e anche Batteria con una sola rete. Lucayan sistema il pallone, il capitano prende la rincorsa, vediamo sviluppi, c'è anche Nardi che fa velo sul portiere, il tiro lontano dalla porta, riparte Zonta. Carducci, Zonta, Salas, Batteria, 2 su di lui. Il gran tiro di Carducci manda la palla lì dove non è possibile raggiungerla, quindi fallo laterale. Ugas spazza letteralmente. Batteria, entra Brunelli. Il pubblico sta aspettando ancora per la sua perfetta forma per cercare di trovare il gol, i gol che servono allo Sporting. Entra anche Grasso, cambia completamente l'assetto dello Sporting con l'entrata di questi giocatori. Gayan si aiuta con le sue leve per fermare Brunelli. Salas, Grasso, Brunelli potrebbe provare il tiro, è così, un istinto felino, va su Ricordi, il pallone e Ricordi allunga la zampa e mette in calcio d'angolo adesso battuto da Salas, passaggio centrale Brunelli. Peccato, non è arrivato di quel tanto che serviva per la rete. Ricordi, lancia la palla per Portuga, ma viene anticipato da Fiuza. Continua i cambi, ritorna in campo. Portuga, palla, adesso è per Ugas. Martinari non arriva a questo lancio e si riparte quindi dalla metà campo dello Sporting con Batteria, Grasso. Si fanno sentire anche i supporter, il collettivo 84036 di Sala Consilina. Brunelli che viene letteralmente spinto, il gran tiro di Grasso, il suo destro che però va oltre la traversa. Buona occasione. Ricordi,
che preferisce lanciare sempre sulla metà campo. Ottimo il controllo di Portuga e poi è Brunelli a mettere fuori. Palla alzata, il tiro, Grasso che viene anche colpito da Portinari. Si chiede l'intervento dell'assistente di campo per asciugare e togliere la polvere che nel frattempo è caduta dall'impianto di climatizzazione del centro sportivo meridionale di San Rufo. Portuga, Ryan, ma può ripartire lo Sporting con batteria. Salas subito per Grasso, riceve Brunelli, guarda i suoi compagni, preferisce batteria che dalle retrovie. Adesso da Salas, subito per Grasso ancora, circolare la palla, lascia libero lo spazio per Salas, su di lui c'è Lucayan, muro di Grasso e ancora Salas, Grasso, il tiro! Peccato, solo qualche centimetro e ci sarebbe stato un vero gol a girare. Bravissimo Grasso ad approfittare di questa occasione. Sfortunato poi nel non trovare la rete. Ricordi, Portuga sfrutta molto le fasce laterali, l'Olimpia Verona. Lascia correre Portinari, tra i più giovani, per lui grande possibilità di corsa e generosità. Batteria, Salas, intanto viene spinto, Batteria riprende posizione, passa la palla per Brunelli, di fronte a sé Portuga, ancora Grasso, Salas, salta un giocatore, ne salta un altro, adesso Batteria. Palla fuori, ci sta provando da qualche metro e adesso vediamo c'è il time out, 1 minuto quindi per entrambe le squadre per sincronizzare movimenti, schemi, anche la possibilità di qualche sorso d'acqua. Vi dicevo di una vittoria per entrambe le squadre in Serie A dopo un campionato esaltante in A2 e si ritrovano quindi qui al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo per la terza gara valida per il campionato di calcio di futsal di Serie A. Lo Sporting Futsal Sala Consilina ha dinanzi a sé il pubblico amico, pubblico delle grandi occasioni. Trasferta lunga per l'Olimpia Verona, anche se le sue trasferte conosceranno ancora più chilometri dalla Campania, si potrà scendere in Sicilia, ma questo succederà nelle prossime gare, nelle prossime partite. Si ritorna quindi a giocare con Ricordi che ha possesso della palla, anticipato da Grasso Lucayan, se ne va Salas, il passaggio centrale, peccato, non arriva a Brunelli che già era pronto con il suo sinistro. Salas, adesso è Batteria che non ci pensa su, anche lui tira e fa esaltare Ricordi che mette sopra la traversa questo gran tiro di sinistro di Batteria. Sporting poi ha due piedi eccellenti di sinistro. Brunelli, tempo scaduto, si riprende a giocare con l'Olimpia Verona. Per Lucayan alle spalle, però c'è Grasso, lo lascia muovere, è messa dal fondo Fiuzza, Luan Fiuzza per lo Sporting. Batteria,
Grasso non ci pensa su 2 volte su Salas. Roccia fa buona guardia. Grasso, batteria, che adesso se ne va sulla destra. Il passaggio al centro e con Ricordi che si rifugia ancora in calcio d'angolo, spostando la porta, che per regolamento, ricordiamo, non deve essere fissa, per evitare infortuni gravi. Come in questo caso viene riposizionata, ci pensa quindi il signor Rutolo Gianluca della sezione di Chieti. Batteria, ancora l'ennesima deviazione in calcio d'angolo. Prontamente una giornalista raccoglie anche la palla. Salas, il tiro, ancora una deviazione, Luca non la controlla e di nuovo la palla viene sparata sopra l'impianto di climatizzazione. Salas, il tempo a disposizione di 7 minuti e 40 secondi. Salas, ottimo il lavoro per Brunelli, che perde l'occasione del controllo. Giannattasio entra in campo al posto di uno stanco Portuga. Mister Castagna che osserva Jorge Santos. Intanto Lucayan a terra, forse per un contrasto con Grasso. Si continua. Jorge Santos, ancora Lucayan, spazio per Rocha, c'è anche Giannattasio che fa gli straordinari posti a terra. Abbiamo a tutti a cadere. Cos'è successo? Fallo quindi a favore dell'Olimpia Verona. Giannattasio sulla palla, batte per Rocha. Jorge Santos. A girare la palla all'Olimpia Verona, forse c'è un fallo, sì. Restrizione da parte di Batteria, il numero 10. Ennesima punizione. Quando siamo arrivati al 13° minuto giocato, ne mancano 7 al fischio e alla sirena per andare negli spogliatoi tra Sporting Sala Consilina e Olimpia Verona. Una parità 1-1, le reti che sono arrivate a 3 minuti e qualche secondo da parte di Batteria. Ci ha pensato poi Lucayan a pareggiare dopo una manciata di secondi e quindi parliamo del 4° minuto. Jorge Santos allontana la palla a Brunelli, che insieme a Grasso, Batteria e Volonnino sta portando avanti adesso il quintetto insieme a Fiusa che ha appena lasciato la palla a Batteria. Volonnino, Brunelli, Grasso, deve creare profondità allo Sporting, che è arrivato in almeno 4 occasioni nitide al cospetto di Ricordi, che solo una rete è stata realizzata. Batteria, l'arbitro fa posizionare la palla nel punto esatto. Brunelli, sorvegliato speciale, immaginiamo, da parte di tutti, con Giannattasio. Entra in campo anche un under Teramo. Batteria, Polonnino, ancora Batteria, Teramo, Grasso, lascia Batteria, gran lavoro di Teramo,
dicevo un under impegnato anche in un altro campionato, l'Under 19. Adesso il passaggio per Batteria che non riesce a stoppare di petto questa palla e era arrivata proprio in piena area di rigore dell'Olimpia Verona. Adesso è il momento di Volonnino di deviare di testa. Una delle azioni più congeniali a Ricordi, che allunga sulle fasce Jorge Santos. Dinanzi a Sestigliano, Fiuza e poi Lucayan che alza la gamba, tocca, si scusa, botta alla testa. C'era anche delle sue condizioni il signor Rutolo Gianluca. L'Arcidiacono in campo, adesso proprio a dare respiro, c'è Volonnino ha dinanzi a sé Ricordi che non si lascia ipnotizzare dalla sua finta. Ancora Volonnino per Stigliano, Volonnino, lavoro è asfissiante della difesa dei laterali dell'Olimpia Verona, che appena riescono a posizionare il loro mirino sull'avversario, lo puntano, non lasciano muovere il portiere Fiuza, che fa una finta proprio quando Giannatasio stava per arrivare sulla palla e viene sostituito Portuga. Volonnino si ferma, se ne va sulla sinistra, il passaggio è centrale, peccato, non c'è nessuno che riesce a raccogliere questo passaggio succulento per una possibile conclusione a rete. E intanto il portiere Ricordi si affaccia anche con i suoi piedi a costruire un'azione, standosi sulla destra della sua area. Arcidiacone con Stigliano, Volonnino, Arcidiacone. Il suggerimento era per Salas, che era scattato. Jorge Santos alla battuta. Ricordi, lascia Portuga, attraversa il campo, lascia il numero 16. Anche Nardi, che riceve in questo momento, ancora per Rocia, Portuga. Buon lavoro dell'Olimpia Verona, che adesso si presenta davanti a Fiuza e ancora Rocia mette fuori, chiedendo all'arbitro però un fallo. Salas, Volonnino deve accelerare lo Sporting, lo fa con Salas che salta un giocatore, ne salta un altro, si presenta davanti al portiere, il tiro bloccato in due tempi da Ricordi, che fa partire subito la sua azione su Nardi, che stoppa, ma c'è Fiuza può ripartire bene lo Sporting in superiorità numerica. Stigliano, il passaggio è centrale. Brunelli lascia Volonnino il suo posto in panchina, sta facendo un ottimo lavoro Volonnino. Stigliano, Arcidiacone, Salas, Stigliano, Arcidiacone. Intanto Brunelli sposta e lascia spazio. Salas, ottimo era il suggerimento per la seconda volta, però in una posizione dove non c'è nessuno. Ricordi intanto chiede calma ai suoi compagni e il cronometro va avanti, sono solo 3 minuti e 6 secondi adesso utili con Salas. Ottimo il suo lavoro, Salas ancora, il suo destro, arriva Arcidiacone che con un tiro sporco poi ha dovuto
necessariamente ritornare su Lukajan Ugas. Non lo lascia Salas, lo fa sbagliare. Stiano, Arcidiacone escono, di nuovo in campo Grasso, Batteria, Salas, ancora Batteria, Salas, Brunelli. E attenzione, adesso può ripartire l'azione dell'Olimpia Verona con un fallo. A Portuga non viene nemmeno fischiato il suo fallo. La disapprovazione anche di tutto il pubblico, però l'arbitro attento, ha detto che non c'è fallo. Salas, Batteria, Brunelli, ancora per Grasso, Batteria. Lukajan capisce tutto, anticipa Brunelli, fa su anche la palla e quindi serve sulla fascia. Attenzione con l'Olimpia Verona, con il tunnel per servire. Ugas, Grasso, Batteria, Salas. Vediamo cosa inventa Salas nel muro del suo compagno. È bellissimo il fallo. Aspettate, c'è un fallo e c'è la munizione. Bellissimo è stato questo verseggiare tra i tre giocatori e poi l'azione è stata fermata su Salas, che è stato colpito, messo giù. Un'azione degna di nota, una triangolazione fenomenale che poi si è chiusa con una deviazione in calcio d'angolo, ma c'è il fallo su Salas, sul numero 20. Intanto si va dai mister per questo minuto. Mister Castagna vicino ai suoi. C'è anche spazio per il mister Fabio Oliva, più impegnato in questo caso con la sua lavagnetta a spiegare quello che dovranno fare nei prossimi 90 secondi. Mancano 90 secondi di gioco effettivo per poter andare negli spogliatoi con un vantaggio. Al momento, lo vedete dalla grafica, in alto a sinistra, il risultato non si muove dal quarto minuto con questo pareggio 1-1. C'è una possibilità in più per lo Sporting, perché il calcio di punizione è questo. Vediamo come lo vorranno sviluppare gli uomini di mister Oliva. Grasso alla battuta, si stacca anche un altro uomo dalla barriera, numero 4, ma c'è Stigliano e poi Batteria. Forse si è mosso qualche cosa, non l'uomo in barriera, e di conseguenza uno spintone, forse per Giannattasio. C'è il fallo, non forse, lo è, e viene concretizzato anche con il cartellino giallo. Giannattasio viene messo quindi sul cartellino giallo, la spinta per lui ai danni di Batteria. Salas alla battuta, manca veramente poco, minuto e 25 secondi, fischia l'arbitro. Salas, Grasso, sale, Ugas a rendere difficile la vita allo sfogo. Che tunnel ai danni di Ugas da parte di Salas.
si accentra il passaggio verso Brunelli, ma c'è un fischio dell'arbitro. Sinceramente non riusciamo ad interpretare il motivo. Sta di fatto che la palla è adesso forse una spinta, una trattenuta, anzi. Jorge Santos alla battuta, il numero 16. Per Rocha. Il tiro teso con Grasso. Salta un giocatore. Se ne vorrebbe andare ancora con Lucayan che lo mette a terra, ma non c'è fallo, dice l'arbitro. Jorge Santos. 47 secondi. Si ferma il cronometro. Fallo laterale per lo Sporting. 1-1. Manca pochissimo. Salas, batteria. Seguiamo con attenzione questi ultimi momenti del primo tempo con Brunelli. Una finta. Poi il gran tiro. Qualche metro dal palo sinistro, difeso da Ricordi. Dalla porta. Difesa da Ricordi. Jorge Santos. Lucayan. C'è Grasso. Brunelli. Subito per batteria. E poi ancora Salas per Grasso. 22 secondi. Brunelli. Ancora Grasso per Salas. Fa girare la palla. Lo Sporting. Ancora Salas. Brunelli. Salas. Chiede la palla anche batteria, che riceve adesso il pallone. Ancora con Salas. Non c'è più tempo. 1-1. Si va negli spogliatoi con il risultato appena detto, con la rete messa a segno a 3 minuti e 20 secondi da batteria, e ha risposto immediatamente Lucayan al quarto minuto con il pareggio. Noi andiamo in pausa, ci rivediamo tra qualche minuto sempre qui al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo. Eccoci pronti al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo per questo secondo tempo tra Sporting Futsal Sala Consilina e Olimpia Verona. Da come vedete dalla grafica, in alto a sinistra 1-1 è il risultato, e non è andato oltre il quarto minuto, quello che ha visto Lucayan segnare il pareggio dopo che 30 secondi prima c'era stata il gol di batteria. Si riprende questo secondo tempo con l'Olimpia Verona alla battuta. Salas, Grasso, Carducci e batteria insieme a Fiuzza sono i componenti del quintetto iniziale. Attenzione come sta facendo dall'inizio della gara l'Olimpia Verona, ci mette tanto per andare a rompere i ritmi e gli schemi dello Sporting, anche sotto l'area appunto dello Sporting. Grande generosità da parte degli uomini di mister Castagna. Carducci, andarsene sulla sinistra non ci riesce, poi Giannattasio, già ammonito il primo tempo. È stata invece la deviazione di Salas, anche se disapprova il numero 20. Giannattasio lascia Ricordi, la spazzolata verso Lucayan che stoppa la palla, ma poi c'è Grasso che si fa spazio con le braccia, potrebbe tirare al centro, lo fa, ma Jorge Santos è sulla traiettoria della palla. Scontro tra titani. I fisici più importanti in questa partita sono proprio quelli
del numero 10 dell'Olimpia Verona, e poi c'è Grasso con la sua mole che è servita a fermare la maggior parte delle torri dell'anno scorso in questo campionato stratosferico dello Sporting, che non ha conosciuto nessuna sconfitta, che purtroppo si è dovuta piegare la settimana scorsa. Attenzione, il passaggio e anche la spinta di Giannattasio su Salas, che non ha accusato il colpo, si è alzato immediatamente. Adesso la palla ancora per Carducci, se ne va sulla destra. Jorge Santos mette in calcio d'angolo. Ritmi elevati in questo inizio partita, secondo tempo. Salas, la gran botta del numero 20 sopra la traversa. Dicevamo di un pubblico delle grandi occasioni qui al Centro Sportivo Meridionale di Sarufo, che è stato inaugurato proprio la stagione scorsa dopo una lunga pausa per lavori di ristrutturazione. Lucayan verso la panchina dello Sporting, adesso posiziona la palla per la battuta. Roja, Jorge Santos, ora Lucayan, subito Salas, involontario sicuramente il tocco di mano. Giannattasio ancora per il tiro di Roja, ma la palla va in fallo laterale. Il tiro di Jorge Santos, ma la palla va fuori. Una categoria che è spietata anche per le matricole come lo Sporting, ma anche con l'Olimpia Verona. E mister Oliva in più di un'occasione durante le sue interviste ha sottolineato che tutte le partite sono più che difficili, bisogna meritare la vittoria e soprattutto combattere dall'inizio fino alla fine senza disattenzioni. Carducci alla battuta, Salas si fa spazio, palla per Fiuza, deve dare subito a Carducci. Grasso legge bene la palla, adesso è il momento di Salas. Peccato, Jorge Santos gli toglie proprio la sfera dal piede. Se ne sono già andati 2 minuti e 20 secondi del secondo tempo, con Carducci che carica prima il sinistro e poi il destro. Peccato. Sono già i due i giocatori prepararsi per entrare. Mister Castagna dell'Olimpia Verona è vicino a loro per le direttive. Occhio a Fiuza, e fa bene a lanciare la palla lontano, visto che pericolosamente gli avversari arrivavano fino a sotto i suoi piedi. Quindi Jorge Santos, Giannattasio, la palla è per Salas che arpiona bene la palla, si gira una volta, la seconda c'è Lucayan che ha già recuperato la posizione. Salas, e addirittura ricordi con un preziosismo e un pallonetto, mette in condizioni Giannattasio di correre sulla fascia ma non di raggiungere la palla. Bolonino intanto in campo. Batteria. Adesso è il momento di Bolonino. Bolonino, il tiro, la deviazione di ricordi, ancora Bolonino che salta di testa. Ricordi, è il momento di lanciare la palla lontano. Grasso, Brunelli, atteso il suo primo gol in questa stagione,
ancora non è arrivato, ma mancano all'appello anche altri come Volonnino. Lucayan, palla è fuori. Grasso va a respirare, entra al posto suo Zonta, un'altra colonna della difesa. Centrale che adesso guadagna il suo posto e costruisce insieme a Volonnino. C'è Brunelli. Batteria. C'è la possibilità di andarsene con un tunnel, forse viene fermato anche Zonta. Può ripartire l'azione dell'Olimpia con Portuga. L'Olimpia Verona che scalda così le mani a Fiuza al quarto minuto del secondo tempo. Gayan schiaccia la palla sul parquet. Esce un tiro non preciso. Ricordi, Giannatasio vede Ugas, non lo serve. Lucayan invece lo fa verso Portuga, il numero 89, che adesso vuole andarsene sulla fascia. Volonnino la protegge fino all'uscita e adesso batte per Zonta. Batteria, si fanno sentire i tifosi. Tiro di Zonta e con Ricordi che adesso fa strada per passare a Portuga, viene chiuso dall'ottimo Volonnino che recupera su di lui e mette in calcio d'angolo. Portuga che chiede lo schema. Ian. Portuga e non è fortunato ad agganciare la sfera. Zonta. Ci riprova lo Sporting con Volonnino, rimane a centrocampo Batteria. Zonta con calma su Batteria e poi c'è Volonnino. Anche Portuga fa un ottimo lavoro di difesa sulla fascia. Forse adesso con Brunelli possiamo trovare uno sbocco in più. Zonta, il tiro, Ricordi subito per Ugas che arpiona bene la palla, si gira, punta alla porta, il suo destro e ancora Fiuza a dire di no. (14 minuti 43 secondi utili con Portuga su Lucayan). Un tiro più che un passaggio. Ugas è la palla che va fuori. Pallonino ancora a Brunelli con Zonta e Stigliano adesso cercano lo spiraglio giusto. Brunelli, deviazioni di Portuga, un pizzico di fortuna che non guasta anche per lo Sporting. A gran voce si chiede di posizionarsi bene in campo, lo fa anche il mister Castagno. Ottimo lavoro per Brunelli che salta un giocatore, peccato. Portugal ritorna sulla sua posizione, mette fuori Zonta, se ne va sulla fascia sinistra, Volonnino, Portugal gli ruba la palla, c'è fallo, c'è il calcio d'angolo. Jorge Santos entra. Le immagini assicurate da Roberto Panzilla e da Nigro Eliseo a bordo campo con la regia di Williams la mattina. Andiamo a questo secondo tempo della partita tra Sporting e Olimpia Verona, che vede Lucayan deviare la palla, ma c'è calcio d'angolo
abbiamo visto anche dalla nostra postazione, Lucayan che sperava in una deviazione dello Sporting, non è stato così. 1-1. Stigliano alla battuta, lascia Polonnino, lo schema è questo e la doppio miracolo di Ricordi che si spraccia, ma c'è ancora Portuga da quest'altra parte, Fiuza non è da meno, Portuga ancora il tiro e ancora il portierone dello Sporting a dire di no, ma Ricordi che non è da meno, spinge i suoi compagni, Ugas, su di lui Polonnino che non lo lascia passare. Portuga ha avuto 2 occasioni annullate da Fiuza e adesso può ripartire Stigliano con Brunelli. Brunelli che passa al centrocampo, vede e serve in maniera impeccabile Stigliano, anche se poi con Ricordi ha dei piccoli screzi, ma Portuga si porta la palla fuori. Fallo laterale. Ci pensa Carone ad andare però da Stigliano. Chiedere un poco più di calma. Non abbiamo visto nulla di eclatante. Bisogna aspettare che Ricordi si riprenda, perché a quanto pare un piccolo dolore lo ha avuto dal contrasto con Stigliano. Polonnino, Zonta, Sporting qui a girare la palla con Brunelli. Dayan, Fiuza, palla spazzata per evitare sempre danni. 12 minuti, 40 secondi. Lucayan che gira con questa palla, una posizione di Portuga che gira la palla appunto in porta, ma trova pronto sempre Fiuza che in questo momento sta annotando sul suo palmarès tantissime parate. Lucayan sporca di nuovo la palla che non tocca da nessuna parte, ci arriva Ricordi. Ricordi che sta facendo un'ottima partita. Stigliano per Grasso, ora Stigliano, Grasso, di nuovo Lucayan che allontana la palla aspettando che il rimorchio di Brunelli possa arrivare a Grasso. Intanto dal settore dietro la porta abbiamo Abdala Gonzalo che con grande caparbietà parla con i suoi compagni in campo, dà indicazioni. Brunelli, Lucayan, attenzione con il tiro di Portuga che non trova lo specchio della porta, può partire Polonnino, salta 2 giocatori, peccato, un'azione bellissima che valeva la pena di trovare la rete e sarebbe stato il momento anche migliore per lo Sporting andare in vantaggio con questo pallonetto dopo aver saltato 2 giocatori. Ricordi, Portuga lascia la palla fuori, Stigliano ancora per Brunelli, ma Lucayan è forte proprio per togliersi l'avversario di dosso. Ancora il tiro di Lucayan dopo la deviazione, ma c'è Fiuza. Possiamo partire con Salas, a partire con questa cronaca. Si vivacizza sempre di più questa partita e adesso Brunelli,
un palo colpito con deviazione. Brunelli che si è girato, ma è un altro grande miracolo di Ricordi che l'ha fatta arrivare sul palo. Salas, sta crescendo lo Sporting. Ricordi, se ne vuole andare in mezzo a due giocatori, viene anticipato da Salas. Ed è lo Sporting la palla. Ancora Grasso, Stigliano, Brunelli. Lo Sporting vuole accelerare. Vede che è possibile. Anche in questi ultimi minuti si è affacciata sempre di più verso Ricordi. Lo ha fatto anche l'Olimpia Verona. Ma adesso è lo Sporting che vuole fare la partita in casa, davanti ai suoi sostenitori, davanti ai suoi tifosi. Grasso. Sulla destra. Non c'è spazio. Brunelli viene buttato giù da Jorge Santos. Grasso. L'arbitro è proprio lì vicino. Fischia il fallo. Gran lavoro per Castagna. C'è un time out adesso chiesto e si va tutte e due le squadre ai propri mister. Un risultato di 1-1 non vuole sbloccarsi dopo il vantaggio dello Sporting, ma questo tanti e tanti minuti fa e soprattutto nel primo tempo. Per il terzo minuto e 40 secondi abbiamo visto la rete di Batteria. Da quel momento poi ci si aspettava qualche cosa in più e invece è arrivato il pareggio dopo pochi secondi da parte di Lucayan che ha pareggiato al quarto minuto. Da quel momento in poi fino a questo decimo minuto e 39esimo secondo nulla di fatto. Grandi parate da parte dei due portieri di Fiuzza per lo Sporting e di Ricordi per l'Olimpia Verona. Qualche sussulto, qualche grande giocata, ma di fatto ancora non troviamo una rete. 1-1. E adesso squadra un po' più giovane con Rocia, Portinari, Giannattasio, Lucayan. Ricordi intanto con i suoi pugni mette fuori la palla. C'è Grasso, cerca di schiacciare l'Olimpia Verona. Lo Sporting cerca di schiacciarlo sempre di più verso la sua area. Salas non trova profondità. Intanto il cronometro gira, siamo arrivati a 10 minuti e 18 secondi utili, quindi se n'è andato una metà questo secondo tempo. Brunelli, Salas, Batteria si accentra. Se ci fosse stato il velo sarebbe stato meglio, ma Grasso non è proprio. Ancora una spinta. Ancora una spinta di Portinari, che ha visto subito l'immediato fischio dell'arbitro. E come sempre ad averne la peggio è Batteria, cadere al suolo. Salas mette fuori. Perché c'è bisogno dei tecnici del parquet, gli assistenti del palazzetto, per asciugare una parte pericolosa. Ricordiamo che il parquet a contatto con umido e acqua rende scivolosissima la superficie e potrebbero esserci gravi conseguenze. Correndo. Restituita la palla da Giannattasio, messa fuori da Salas proprio per l'intervento, come abbiamo già detto, di asciugatura del parquet. Grasso, Salas, ancora non si è espressa alla grande lo Sporting. Speriamo che
possano vedere ancora grandi giocate come queste con Brunelli che serve troppo lontano, però Grasso, peccato, poteva esserci una soluzione diversa da quella che adesso stiamo seguendo sulla destra con Batteria che salta un giocatore e anche un altro, porta la palla verso Salas che con Brunelli il tiro, ma capisce tutto Giannattasio, bravo a mettere la gamba proprio sulla traiettoria, anche se adesso c'è il calcio d'angolo dello Sporting. Un attimo chiede l'arbitro perché abbiamo problemi con la caviglia di Ricordi, rimane a terra Ricordi, questo è un problema per lui, si tocca il piede, riusciamo a capire se è un problema, ma comunque continua, Ricordi continua a giocare. Attenzione il movimento dello Sporting con Salas che sulla fascia rende difficile la vita con Brunelli, ancora la palla fuori, non vuole trovare la via del gol. E sembra che non ci sia nemmeno la deviazione, anzi sì, l'arbitro sta puntando il dito, ok, per sistemare ovviamente la porta che si era spostata. Salas si avvicina al gol e adesso con Grasso è la seconda rete dello Sporting, il numero 4 fa 2-1 quando siamo al 9 minuto e 14 secondo con Grasso e il rallenti ci porta dal vivo questa azione con Grasso che riesce a mettere dentro e porta quindi in vantaggio lo Sporting. 11 minuto, Grasso 2-1, vediamo adesso la reazione. Portinari c'è in campo anche Kayan sulla sinistra, il pallonetto, intanto Carducci che è entrato in campo con la testa assicura il possesso lanciando la palla proprio sui piedi del suo compagno. Carducci, Salas, Batteria 2-1 che vale molto per lo Sporting. Salas, Batteria, ancora Salas, Grasso. Si provava già da un bel po' lo Sporting a sfondare la porta ben difesa da Ricordi, ma ha anche una difesa che sa chiudersi bene. Alla fine con Grasso c'è stata questa rete, ma seguiamo Salas che se ne va alla grande su un avversario, poi c'è Carducci, lascia Batteria che può far scoccare il suo sinistro, un tiro incredibile, un tracciante che si spegne alle spalle del portiere Ricordi. Portinari, ora la palla per Lucayan, c'è su di lui Grasso e adesso viene raddoppiato Giannattasio, ora Lucayan, Grasso, ottimo il suo lavoro, capisce tutto, Gas ancora Lucayan, Batteria, voleva sorprendere il portiere, peccato per lui. E poi Jorge Santos non trova ostacoli fino ad arrivare davanti alla porta e con questa sforbiciata lo stesso Ugas mette la palla fuori, si dispera, mani nei capelli e chiede anche ai suoi di salire. Portuga intanto è entrato proprio nel momento che Volonino voleva andarsene sulla sinistra.
Batteria. Grasso, ottimo lavoro. Riesce a spostare l'avversario. Adesso ritorna su di lui. Il passaggio è per Bolonnino. Grasso, Carducci sicuramente così. Silenziosamente Batteria gira intorno al suo avversario. Bolonnino, un doppio passo. Ottimo il passaggio centrale, ma sono le mani di Ricordi che adesso bloccano la palla e si respira con Fiuzza. Carducci entra Zonta, Grasso ha bisogno di respirare, l'autore della seconda rete del 2-1 proprio al 14° minuto. Zonta, Bolonnino, avrebbe qualcuno al centro, adesso c'è Carducci che va in difficoltà, attenzione con questo intervento e Batteria che voleva servire di petto il Bolonnino ma non c'è riuscito. Jorge Santos. Bugayan. Viene messo giù, c'è il fallo di Bolonnino. Calcio di punizione. Intanto gran lavoro anche da parte di mister Fabio Oliva che non ce la fa proprio a stare senza Grasso. Lo fa rientrare in campo, per lui giusto 2 minuti di respiro. Bugayan. Vediamo come si dispone questa barriera, anche se Fiuzza vuole Carducci sul palo, sposta letteralmente il suo giocatore. Portuga, Grasso dice di no, una grande scivolata e c'è la possibilità per l'assistente di campo di entrare di nuovo in campo per asciugare lì dove Grasso scivolato. Portuga la battuta, Jorge Santos è qui sulla sinistra, riceve, vuole andarsene, Zonta se ne va insieme a Batteria ma c'è un intervento del solito Lucayan che non ci pensa 2 volte a strisciare sul parquet e mettere la palla fuori. 2-1, lo Sporting conduce questa gara. Al 14° minuto ci ha pensato Grasso. Carducci, Zonta, Batteria. Batteria. Zonta. Carducci che viene messo giù, ma c'è Batteria che ci pensa. Lascia la palla a Fiuzza, ancora per Batteria che lo vuole sulla destra Carducci ed è così e guadagna metri, forse preferirà, adesso c'è il fallo di Lucayan che non cenna nemmeno non fa cenno a nessuna reazione, protesta. E quindi si va al calcio di punizione. Ci avviciniamo sempre di più alla fine di questo secondo tempo. Sono 4 minuti, 46 secondi ancora. Con Stigliano che si avvicina alla panchina e vuole che eccolo Zonta. Vuole che si faccia vivo Zonta in campo. C'è Sala e anche Brunelli. Vediamo cosa inventa adesso Batteria. Dotato di un ottimo sinistro. Il tiro! Guardate dove si era posizionato Ugas che di testa proprio nel set ha tolto quello che era la terza rete dello Sporting. Sarebbe stato poi un momento ancora più glorioso
per lo Sporting. La deviazione, ci sarà fallo laterale. Salas alla battuta. Se ne è dato batteria sulla sinistra, il tiro ancora, Ricordi che fa su la palla. Adesso c'è la deviazione. Non siamo d'accordo con l'arbitro, però è lui a dover decidere. Batteria l'aveva tirata proprio sulle gambe di Ugas. C'è qualche cosa da discutere in panchina con l'arbitro. Zayan che tira la palla, Zonta, fallo laterale. Portuga. Ugas, Portuga. Passa la palla con Brunelli. Adesso c'è Lucayan che passa la palla e c'è il pareggio dell'Olimpia Verona con una sassata. Ugas mette la palla proprio sotto la traversa al 16° minuto. Ugas mette dentro la rete del pareggio e siamo quindi 2-2 qui al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo. Salas, Zonta, batteria, Zonta. C'è un fallo di mano, c'è anche l'autore del gol, Ugas, c'è l'ammonizione ai limiti dell'area, anche se poi vediamo quindi ammonito il numero 19 Ugas, che qualche secondo fa si era reso protagonista di questa rete del pareggio. Entra Rocia, lo risparmia mister Castagna. Ugas va fuori. Al limite dell'area, molto decentrato dal quello che poteva essere una posizione migliore, ma vediamo che cosa si inventa lo Sporting. C'è batteria, Brunelli, la rasoiata, la deviazione, fallo laterale. Batteria per Salas, ancora batteria che taglia la difesa, si presenta vicino a Brunelli. Portuga capisce tutto, vuole andarsene, carica al sinistro. Brunelli adesso per Salas, sale quindi lo Sporting con batteria e non trova però profondità. Portuga vuole il cambio, lo trova con Portinari. Batteria, Stigliano ancora per batteria. Ottimo il suggerimento, ci potrebbero essere gli estremi per il calcio di punizione, non è così. Può distendersi l'Olimpia Verona, il tiro da dimenticare. Contatto con Salas che non protesta. Ai limiti della regolarità, quindi a questo punto 3 minuti 19 secondi per poter agguantare una vittoria. L'arbitro fa battere ancora a Fiuzza. Stigliano, Salas, batteria, la palla va fuori. Ricordi il suo destro, ce la fa Lucayan ad arrivare sul pallone prima di Fiuzza, la mette fuori. Fiuzza, Salas, batteria, Brunelli,
ancora per Grasso, Salas, Grasso, era buono il suggerimento di batteria, fa un buon lavoro Jorge Santos, però si porta la palla fuori. Batteria. Soletto Brunelli. Lascia batteria. Grasso. Seguiamo con attenzione questi ultimi minuti con il gran tiro di Brunelli. Di petto. Ricordi che rimane adesso a terra dopo questo grandissimo tiro e questa respinta. Andiamo con l'immagine un poco più chiara adesso da terra di Eliseo Nigro. Una gran botta al petto. Era una fucilata di Brunelli. Rimane a terra, si avvicina anche il medico Teresa Barone. C'è anche l'intervento un po' di tutti, si avvicina anche il personale per la pulizia del centro sportivo. Cronometro fermo a 2 minuti e 15 secondi. 2 giri di lancetto e una manciata di secondi per questa terza di campionato di Serie A tra Sporting Futsal Sala Consilina e Olimpia Verona. Rimane ancora a terra Dolorante. Vediamo la decisione dell'arbitro, quale potrà essere, se far abbandonare il campo. L'applauso di tutto il pubblico del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo per questo momentaneo, pensiamo, abbandono. Potrebbe essere anche per la fine, considerato che ci sono da giocare solo 2 minuti e 15 secondi. Di ricordi, uno dei protagonisti di questa gara, protagonista di grandi parate, al suo posto Mazzoni, un giovanissimo. Grasso riprendiamo a giocare con Salas, con Volonnino, ancora Grasso, Salas, Brunelli, ancora a far girare la palla, a trovare lo spiraglio giusto. Si muove bene l'Olimpia Verona, si chiude bene l'Olimpia Verona. Sbaglia lo Sporting e quindi si riprende con questo fallo laterale. Ricordi ritorna in campo. Jorge Santos. Brunelli ancora. Un intervento della difesa dell'Olimpia Verona. 1 minuto 34 secondi. Lucayan che fa un'ottima guardia lì dietro. Già in 4 occasioni ha fermato Volonnino e soprattutto Brunelli. Grasso, Salas, Volonnino, ancora Salas, vuole la profondità con Brunelli, il tiro, Rocia mette fuori, manca poco, un solo giro di lancette, 1 minuto e 7 secondi e si chiama l'ennesimo time out proprio per raccogliere le ultime idee, gli ultimi espedienti per poter vincere una partita che vede alla pari qui al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo la compagine dell'Olimpia Verona
ospite dello Sporting Futsal Sala Consilina. Mister Castagna sta facendo di tutto adesso, ma anche il mister di casa, mister Fabio Oliva, che con la sua lavagnetta sta spiegando le ultime cose perché non ci sarà più tempo né di time out ma anche tempo tecnico. Ci sono 1 minuto e 7 secondi e le immagini la dicono tutto sull'impegno che ci mette anche mister Oliva, che non demorde dalla possibile vittoria in casa. Un pareggio arrivato sempre dopo il vantaggio dello Sporting sia nel primo tempo e quindi anche in questo secondo tempo. Ma andiamo a seguire quest'ultimo minuto con Brunelli alla battuta che passa a Stigliano con il portiere di movimento. Un po' rischioso, ma c'è tutto da giocare adesso. Un risultato importante con batteria, Bolonnino, passaggio centrale per Salas, ancora per Stigliano, un miracolo ancora di Ricordi sulla deviazione di petto di Bolonnino. Stigliano, Brunelli, si mette in atto lo schema migliore, quello con il portiere di movimento da parte dello Sporting, che adesso con Salas e subito con Bolonnino cercano di fare breccia in questi ultimi 25 secondi del secondo tempo. 25 secondi che sembrano pochi ma potrebbero essere una parata, e la rete di Bolonnino che manda così in visibilio il pubblico dello Sporting Sala Consilina. Lo Sporting Futsal Sala Consilina è in vantaggio con la rete di Bolonnino. Questa dedica importantissima al suo papà Antonio. Bolonnino ha messo dentro ed è veramente un grande spettacolo adesso seguire questi ultimi 17 secondi. Attenzione, 17 secondi e il portiere di movimento. C'è anche adesso per l'Olimpia Verona che con il numero 17 cerca di fare del suo meglio per poter riequilibrare le sorti di questa partita, che in questo momento è in vantaggio allo Sporting Sala Consilina. Lucayan, c'è Carducci, scivola Lucayan, numero 10, sfortunato a scivolare. Carducci si difende e mette giù Lucayan, anche Carducci l'ennesima volta, un po' di nervosismo, ma ci sta tutto adesso, anche se sentiamo un suono della sirena con 6 secondi da giocare. Attenzione, 6 secondi da giocare, li seguiamo tutti. La velocità sicuramente di battuta viene rallentata adesso, ma sono 6 secondi che, come già detto, sembrano pochi, potrebbero essere una. Attenzione, Salas mette giù il pallone e Ricordi fuori, non c'è più tempo. Vince lo Sporting Sala Consilina veramente nei secondi finali con una grande rete di Bolonnino. Gran festa quindi per lo Sporting, da apprezzare e lodare il grande lavoro dell'Olimpia Verona, che fino all'ultimo non ha assolutamente mollato questo risultato, quindi vede una classifica sicuramente diversa per lo Sporting Sala Consilina, ma non per l'Olimpia Verona, che rimane quindi attaccata come fanalino di coda a questa classifica della Serie A2. Siamo ai saluti, dobbiamo ringraziare il lavoro di Nigro Eliseo a bordo campo, ma anche di Roberto Panzella per la ripresa generale totale, la supervisione del regista è un po' factotum di tutto di Williams la mattina. Lo Sporting vince questa gara, fa felice i suoi supporters, il suo pubblico, ma anche la classifica. Da Pierluigi Paciello il saluto per questa terza giornata del campionato di Serie A giunge in questo momento. Vi diamo appuntamento alla prossima gara casalinga dello Sporting Futsal Sala Consilina qui dal Centro Sportivo Meridionale di Sarrufo. Buona serata a tutti.